Il suono delle sirene delle ambulanze da qualche giorno anche a Padova è molto più frequente. All'accettazione del pronto soccorso il personale sanitario è nuovamente bardato. La seconda ondata del coronavirus in poco tempo ha riempito la terapia intensiva dedicata ai malati Covid, 18 posti in tutto. 17 pazienti ricoverati, un solo letto libero. Finora qui in questo reparto di rianimazione sono state curate 110 persone. La mortalità nella prima fase ha raggiunto il 18%, per ora nella seconda è al 7%. Sicuramente abbiamo acquisito un'enorme esperienza nella gestione di questi pazienti, un po' è cambiata anche la popolazione dei pazienti che abbiamo ricoverati nel secondo periodo dal 4 luglio quando abbiamo iniziato a riprendere dei pazienti positivi. Nella fase agosto-settembre abbiamo avuto un abbassamento dell'età media dei pazienti, ovviamente i più giovani rispondono meglio alle terapie con un recupero più rapido e con una mortalità più bassa. Anche se in realtà proprio negli ultimi giorni l'età media si sta rialzando. Segnale negativo significa che il virus riprende ad accanirsi sui più deboli. La curva anche in Veneto continua a crescere. Da oggi i Covid Hospital sono operativi in tutte le province.